Buona giornata cari amici da Renato Scanu, dalla redazione di Media Sport Italia TV, nel nuovo approfondimento sportivo. Fari puntati naturalmente sulle formazioni sarde che affronteranno il prossimo campionato nazionale dilettanti. Naturalmente con i campionati sospesi definitivamente causa coronavirus, per i dilettanti c'è tutto il tempo per programmare la nuova stagione 2020-2021. Sarà certamente un mercato difficile, con pochi soldi. La crisi causata dal Covid-19 comporterà infatti un forte ridimensionamento. Gran parte degli imprenditori principali, investitori, sia nelle veste di dirigenti che dall'esterno, attraverso sponsorizzazioni, ha subito grossi cali di fatturato per il blocco delle attività. La volontà delle società, seppur con budget limitati, è comunque quella di andare avanti. E arrivano così le prime indiscrezioni di un mercato low cost. Nel campionato di Serie D appare scontata la conferma sulla panchina del Muravera del tecnico Francesco Loi, che sarebbe stato contattato anche da altre società, tra queste il Tortolì. Dopo 2 stagioni esaltanti segnate dalla vittoria del campionato di eccellenza e dagli ottimi risultati in Serie D, la società gialloblu cercherà di trattenerlo. Con Loi in panchina rimarranno sicuramente Davide Moi, nonostante le ultimissime offerte di società di Lega Pro, ma anche Sergio Nurchi, Alessandro Cadau, Danilo Bonacquisti e Fabio Vignati. In quarta serie farà ritorno dopo 30 anni il blasonato Carbonia Calcio 1939. I minerari vantano trascorsi in Serie C e negli anni 50 sono stati ad un passo dalla Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate qui in redazione, per la guida tecnica i dirigenti incontreranno prestissimo l'allenatore Andrea Marongiu, considerando il gran lavoro svolto in eccellenza dal tecnico biancoblu con la squadra che al momento dello stop forzato occupava meritatamente la prima posizione in classifica davanti alla Castiadas. Non dovrebbero esserci sorprese per l'accordo tra le parti, ma secondo voci di mercato potrebbero essere prese eventualmente in considerazione anche altre piste, fra le quali spiccano i nomi di Raffaele Cerbone, che difficilmente però resterà alla guida del Budoni, e di Sebastiano Pinna, ora sulla panchina della Ferrini Cagliari. Per quanto riguarda il parco giocatori, il direttore generale Checco Fele, con tutto lo staff dirigenziale, è certamente già al lavoro per puntellare al meglio la rosa del sodalizio minerario che dovrà affrontare la prossima stagione del campionato interregionale. Scontata al momento la conferma del bomber Giuseppe Meloni, che arrivato a stagione in corso ha fatto subito la differenza a suon di reti. Infine, in procinto di rinnovo anche Mattia Cordeddu, Luigi Pinna e Federico Boi. Queste sono le ultime indiscrezioni che riguardano il club minerario, in attesa di avere solo l'ufficialità del verdetto finale della Lega Nazionale Dilettanti per il passaggio del Carbonia Calcio 1939 in Serie D. Naturalmente vi diamo appuntamento con i nuovi aggiornamenti nelle prossime ore riguardo il club biancoblu. Nel frattempo, ringraziandovi per la cortese attenzione, da Renato Scanu e dalla redazione Media Sport Italia TV, a tutti voi la più cordiale buona giornata.